Canicattì incendiato il deposito di casalinghi della ditta di Natali Group, ancora incerta la natura del rogo, duro lavoro di spegnimento, un vigile del fuoco è rimasto ferito. Favara, domani le dimissioni dell'assessore Giovanni Alaimo, le elezioni regionali potrebbero far saltare la coalizione di responsabilità. Agrigento, la pubblica assise si concentra più sugli avvenimenti politici che sui reali problemi deficitari dell'ente. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulle spese sostenute dai gruppi all'ARS. Favara, nel TG vi parleremo del bilancio dell'attività di controllo del territorio effettuata ieri dalla Polizia Municipale e Carabinieri. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Incendiato a Canicattì il deposito e ingrosso di casalinghi della ditta di Natali Group. Ancora incerte le cause del rogo divampato ieri sera. Incendio che è stato completamente spento nella mattinata di oggi grazie al duro lavoro svolto dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento un pompiere è rimasto ferito. Sono notevoli i danni provocati dalle fiamme in un capannone di circa 2000 metri quadrati a 2 elevazioni adibito a deposito di casalinghi a Canicattì. Il rogo è divampato ieri sera intorno alle ore 21. Intenso il lavoro di spegnimento dei vigili del fuoco con l'estinzione dell'incendio ottenuta dopo oltre 15 ore di fatica grazie anche all'ausilio di autobotti private giunte per incrementare la capacità idrica. Il deposito, sito in contrada Carlino, è di proprietà della ditta di Natali Group. Ancora incerte le cause del rogo. Durante le difficili operazioni di spegnimento causate anche dalla presenza dei solventi chimici e dei detersivi, è rimasto ferito un vigile del fuoco che è stato portato al vicino pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo. Le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi. L'incendio è divampato dopo qualche ora alla chiusura dell'ingrosso. Ad indagare sono i carabinieri del locale comando. Da una stima preventiva i danni ammonterebbero a diversi milioni di euro. E parliamo adesso delle elezioni regionali in Sicilia. Diversi sono i candidati favaresi che scendono in campo alle prossime competizioni. Il dopo elezioni potrebbe cambiare a Favara la geografia politica in Consiglio Comunale e la composizione della Giunta Manganella, con l'ingresso quindi di nuovi partiti. Intanto domani sono attese le dimissioni dell'assessore Giovanni Alaimo. Subito dopo le elezioni regionali potrebbe cambiare lo scenario politico in seno alla Giunta Manganella. Angelo Messinese, ex vice sindaco dell'MPA e candidato alle prossime elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, ha firmato ieri la sua candidatura nella lista del presidente Crocetta, quest'ultimo sostenuto da PD e UDC. Si smentiscono quindi le voci che lo vedevano vicino alla lista di Italia dei Valori. Ritornando all'assetto politico favarese, come dicevamo, possono adesso cambiare gli schieramenti politici della Giunta Manganella. Messinese aveva congelato il suo posto in attesa di conoscere l'esito delle elezioni regionali. Qualora la scalata a Palazzo dei Normanni non sortisca gli effetti sperati dal candidato, potrebbe ritornare in giunta, naturalmente non da uomo dell'MPA, modificando quindi la geografia politica della maggioranza consiliare con il probabile ingresso o del PD o UDC. Intanto l'assessore dimissionario dal PID Giovanni Alaimo, rimasto ancora in carica, domani presenterà ufficialmente le dimissioni anche da membro della Giunta Manganella. Dimissioni da assessore che sono state tardate a causa dell'assenza del sindaco Manganella rientrato in città da qualche giorno. Una cosa è certa, almeno così sembra, Alaimo si dice intenzionato a dimettersi dalla carica di assessore e lasciare la politica, dedicandosi al suo lavoro di medico e alla sua famiglia. Il PID avrebbe già pronto il nome del sostituto o sostituta, quest'ultima l'ipotesi più probabile, con l'ingresso di una avvocatessa. Intanto il partito di Angelino Alfano schiera tra gli altri alle prossime elezioni regionali la propria deputazione con il favarese uscente all'Ars Nino Bosco, il deputato nazionale agrigentino Vincenzo Fontana e l'europarlamentare di origine favarese Salvatore Iacolino. Quindi una bella prova di forza per il segretario agrigentino del maggiore partito italiano che sicuramente grazie a questi uomini riuscirà ad ottenere un buon risultato nella sua terra. La convivenza però di 3 senatori del PDL nella stessa lista potrebbe portare ad una inequivocabile concorrenza fra gli stessi,
che, in funzione dei risultati personali ottenuti, si potrebbe tramutare in differenti correnti all'interno del partito. A 2 giorni dalla presentazione ufficiale delle liste dei candidati a deputato e a presidente della regione, la campagna elettorale si annuncia particolarmente infuocata. E ci spostiamo ad Agrigento, parliamo del Consiglio Comunale svoltosi ieri sera. È stata una seduta dove i temi politici hanno preso posto ai tanti problemi della città, non ultimo il rischio dissesto finanziario. Sentiamo. Doveva essere la seduta consigliare dove si sarebbero dovute prendere importanti decisioni per salvare le casse comunali. Invece la pubblica assise di Agrigento si è soffermata principalmente sui temi politici che negli ultimi periodi hanno contraddistinto la vita amministrativa della città dei Templi. Ad Aula Sollano si è assistito al duro intervento del consigliere del Patto per il Territorio Cinzia Puleri, al sindaco Marco Zambuto, accusato di avere un forte potere mediatico fuorviante per i cittadini. Il consigliere Puleri ha anche additato al primo cittadino la colpa di aver rotto l'accordo elettorale con il Patto di Macedonio, nominando assessori i consiglieri Mallia e Messina e promettendo prestigiosi incarichi agli altri esponenti del movimento. Il tutto, secondo la Puleri, per soli scopi personali del sindaco, che starebbe già pensando alle prossime elezioni nazionali. Discorsi politici a parte, nel corso dei lavori iniziati con 45 minuti di ritardo, oltre alla presentazione dei 2 nuovi assessori Messina e Mallia, sono state aumentate anche le tariffe degli spazi pubblicitari e dell'occupazione del suolo pubblico. Aumenti dovuti, secondo gli amministratori, a causa di un concreto rischio dissesto finanziario dell'ente. Per quanto riguarda l'aumento delle aliquote IMU ed IRPEF, invece, il discorso è stato rinviato a domani, giovedì, alle ore 19. Spese alla Regione, inchiesta anche a Palermo. La Procura del capoluogo mette sotto i riflettori le spese dei gruppi all'Assemblea regionale siciliana. Come si sa, la Sicilia è al primo posto per finanziamenti ai gruppi. Il procuratore aggiunto Agueci dice: procederemo ad una acquisizione ponderata, attenta e a largo raggio. La Procura della Repubblica di Palermo avrebbe aperto un fascicolo di inchiesta sulle spese dei gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana per verificare eventuali sprechi e irregolarità nella spesa. E quanto si legge sul giornale La Repubblica Palermo. Del fascicolo, scrivono, sono titolari il procuratore aggiunto Leonardo Agueci e i sostituti Maurizio Agnello e Sergio De Montis. I magistrati vogliono verificare il sistema di contribuzione che vede la Sicilia al primo posto fra le regioni italiane per finanziamenti ai gruppi parlamentari della regione. La Procura scaverà, scrive la Repubblica, nelle spese dei gruppi negli ultimi anni, chiedendo le documentazioni, ma in questo momento quello aperto dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci è un fascicolo a carico di ignoti e non è ipotizzato alcun reato, il cosiddetto modello 45, registro degli atti non costituenti notizie di reato. La Procura di Palermo si muove per capire se ci possono essere state spese pazze e ingiustificate come è successo alla Regione Lazio. Procederemo comunque ad un'acquisizione ponderata, attenta e a largo raggio, dice il procuratore aggiunto Leonardo Agueci, che coordina il pool di indagine su reati contro la pubblica amministrazione. 12 anni di reclusione per Guido Vasile, il 52enne agrigentino imputato dell'inchiesta antimafia Parcometro. Questo quanto chiesto dal PM della DDA Rita Fulantelli. Il 52enne è accusato di estorsione aggravata per aver agevolato la mafia. Secondo la DDA, Vasile, che ha scelto il rito abbreviato insieme agli altri 3 imputati che hanno scelto invece il rito ordinario, avrebbe imposto il pizzo ad alcuni parcheggiatori abusivi della città dei Templi. In un primo momento la richiesta di denaro sarebbe stata fatta per contribuire alle spese per gli amici detenuti. Chi si rifiutava però diveniva bersaglio di avvertimenti e minacce di morte.
Dopo la requisitoria del PM Fulantelli, il GUP Pier Giorgio Morosini ha rinviato al 10 ottobre per le arringhe dei difensori. Gli altri 3 imputati dell'inchiesta parcometro sono Pietro Capraro, di 26 anni, Vincenzo Cacciatore, di 47 anni, e Nicolò Vasile, 30 anni, figlio di Guido. Per loro il dibattimento inizierà il 15 ottobre. Il testimone di giustizia vivonese Ignazio Cutrò si dice abbandonato dallo Stato. Dopo essere stato lasciato da solo nella breve vacanza in Calabria con la mia famiglia, adesso, dice Cutrò, pur essendo un codice rosso nel programma di protezione dei testimoni, non godo di un servizio di scorta e vigilanza adeguato. Secondo lo stesso, il personale messo a disposizione non ha la sufficiente preparazione per garantire la sua incolumità e quella della sua famiglia. Ho scritto a chi di competenza, dice, relazionando in dettaglio, ma dopo quasi 2 settimane non ho ricevuto risposte. Da 15 giorni Cutrò e la sua famiglia sono confinati a casa. Il testimone di giustizia chiede che venga ripristinato il servizio con il vecchio nucleo che garantiva la sicurezza e la protezione. Non è concepibile, dice l'imprenditore che ha denunciato il racket delle estorsioni, che a coprire il servizio siano militari dell'Arma che non conoscono il territorio e le basilari nozioni di sicurezza. È immutata la stima verso l'Arma dei Carabinieri che considero come la mia famiglia, dice Cutrò, ma anche all'interno di una famiglia, conclude, possono crearsi forse dei dissapori che hanno come conseguenza quella di creare un clima poco sicuro intorno. E ci spostiamo adesso a Favara. In questo servizio vediamo insieme i risultati dell'attività di controllo del territorio iniziata ieri ed effettuata dagli agenti del locale comando di polizia municipale coadiuvati dalla locale tenenza dei Carabinieri. 5 sanzioni, di cui 4 per occupazione di suolo pubblico e una per attività di commercio su area pubblica senza autorizzazione. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 14 casse di pesce e questo è il bilancio dell'attività di controllo del territorio effettuata a Favara nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia Municipale coadiuvati dai Carabinieri della locale tenenza. L'attività ha coinvolto in tutto 15 uomini tra militari ed agenti e si è concentrata nella via Capitano Callea, importante arteria di collegamento con il vicino ospedale. Il pesce sequestrato è stato devoluto in beneficenza all'Associazione a servizio di ogni povertà Mensa della Solidarietà di Agrigento. Un ringraziamento, afferma il sindaco Manganella, lo rivolgo alla locale tenenza dei Carabinieri che come sempre non manca di mettere a disposizione la collaborazione di uomini e mezzi al fine di ripristinare l'ordine e la legalità in tutti quegli aspetti della vita sociale ed economica della nostra comunità e del territorio. L'opera di contrasto al fenomeno del commercio e della relativa occupazione abusiva del suolo pubblico, cominciata ieri, conclude Manganella, oltre a violare numerose norme di legge in materia di commercio e fiscale ed intasare molte vie della città, è destinata a continuare nei prossimi giorni e nei prossimi mesi fino a giungere alla completa estirpazione dello stesso. I medici hanno sciolto la riserva sulla prognosi del favarese AD, queste le iniziali, di 53 anni, coinvolto nell'incidente stradale di lunedì scorso in via Agrigento. L'uomo dovrà rimanere a riposo per 45 giorni. Ancora non chiara l'esatta dinamica dell'incidente che ha visto il 53enne scontrarsi a bordo del suo scooter Scarabeo contro una pluviale in ferro. In un primo momento i sanitari lo avevano trasportato all'ospedale di Agrigento, poi nel tardo pomeriggio intorno alle 19, sempre di lunedì, è stato trasferito in elisoccorso al civico di Palermo. Sono riusciti a portare via circa 500 metri di cavi telefonici in rame. È successo ad Agrigento nella notte tra lunedì e martedì al cimitero di Pianagatta e nella vicina area. Una volta entrati dentro, i malviventi sono riusciti indisturbati a rubare il cavo. I danni ammonterebbero a circa 10.000 euro. Disagi anche per la zona che al momento è sprovvista di linea telefonica.
E torna a riunirsi domani sera alle ore 18 il Consiglio provinciale di Agrigento, 11 in tutto i punti all'ordine del giorno. Tra questi la discussione della relazione del secondo semestre 2011 del Presidente Dorsi, 5 debiti fuori bilancio per un importo di 22.000 euro, la trattazione di interrogazioni consiliari e la nomina dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, scaduti lo scorso 31 agosto. Senza la nomina dei revisori, che dovranno apporre il proprio parere obbligatorio alle proposte dell'amministrazione, il Consiglio non potrà discutere la nuova proposta di bilancio ed il piano triennale delle opere pubbliche. Ed è stato presentato a Raffadali il libro del giudice Rosario Livatino, non di pochi ma di tanti, riflessioni intorno alla giustizia. Dall'aula consiliare il ricordo dell'uomo testimone sia di fede che di giustizia. Una commossa aula consiliare di Raffadali ha ricordato il giudice Rosario Livatino con la presentazione del libro Non di pochi ma di tanti, riflessioni intorno alla giustizia. Il volume contiene 2 interventi pubblici del giudice ragazzino, occasioni rare queste per il riservato magistrato canicattinese. Il libro è stato pubblicato su iniziativa della Corte d'Appello di Caltanissetta e dall'Associazione Nazionale Magistrati allo scopo di far conoscere meglio alla collettività sia la figura professionale che il profilo umano del servitore dello Stato. L'iniziativa, inserita nell'ambito della Settimana della Legalità promossa dall'Associazione Amici del giudice Rosario Livatino, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Raffadali e dalla locale associazione Officina Democratica. Ricordiamo il giudice Rosario Livatino, il suo impegno e la sua azione, ma anche il suo sacrificio. Stiamo riflettendo attorno ai suoi testi, al suo libro, in cui definisce una figura del giudice come super partes, imparziale di fronte alle questioni della giustizia, a garanzia del cittadino. C'è una profonda etica nei suoi scritti, arriva appunto di dire che non bisogna che ci sia una distinzione tra la parte pubblica di impegno lavorativo del giudice e quella che è la vita privata, dove deve essere anche l'integerrimo, perché il cittadino deve affidarsi in buone mani. Tra i relatori anche il postulatore della causa di canonizzazione del giudice Livatino, nonché arciprete di Raffadali, Don Giuseppe Livatino. Rosario Livatino è un uomo come tanti altri, un giovane che ha i suoi valori ovviamente, che ha la sua umanità, che ha la sua profonda fede in Cristo Signore e che è chiamato ad essere servitore dello Stato. Lui si definisce semplicemente un dipendente dello Stato, anche se lo fa in maniera straordinariamente coerente e se lo fa amministrando la giustizia ogni giorno, e questo significa assumendo responsabilità veramente grandi. Per lui è molto importante questo legame tra il peccato che lui giudica come ombra, e lui dice poi ecco, il peccato è ombra, per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta. Tra il pubblico anche il questore di Agrigento Giuseppe Bisogno e il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale. In particolare viene analizzato un libro edito dall'editore Ciacia di Caltanissetta in cui sono raccolte le 2 relazioni che Rosario Livatino scrisse in occasione di 2 riunioni. Gli argomenti trattati erano argomenti all'epoca di attualità. Gli argomenti stessi oggi mantengono questa attualità perché contengono una serie di riflessioni che ancora possono formare oggetto di discussione, possono formare oggetto di attenzione, possono formare oggetto di dibattito, perché non sono superate dagli anni, ma sono sempre concetti utili, concetti recenti, concetti che hanno formato oggetto e formano oggetto tuttora di dibattito e di discussione. Ed è in programma domani alle ore 11 presso le STOAE di Agrigento la conferenza stampa di presentazione del 21esimo Fabaria Rally, 26esimo Rally dei Templi. La manifestazione sportiva, che richiama numerosi appassionati da tutta Italia, si svolgerà sabato 29 e domenica 30 settembre.
Nel cuore di Agrigento con armonia, e questo è il titolo della manifestazione in programma domani giovedì alle ore 19:30 presso il seminario arcivescovile di Agrigento. All'incontro parteciperà il vescovo Monsignor Francesco Montenegro e Monsignor Giuseppe Di Liberto. Ad allietare i presenti la corale Gerusalemme Pino Russello di Favara, diretta dal maestro Lentini. E adesso linea alla regia per il meteo. Cari saluti a tutti e bentrovati all'appuntamento con il meteo per giovedì 27 settembre. L'anticiclone di origine nordafricana Elio continuerà a mantenere lontane le perturbazioni atlantiche almeno dal centro-sud e dalle isole maggiori, dove il sole continuerà a prevalere sulle nubi ed il caldo risulterà davvero intenso. Al nord altre piogge temporali. Ecco, vedete dalla grafica un'Italia perfettamente divisa a metà, almeno dal punto di vista meteorologico, quindi con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il nord fino alla Toscana e parte delle Marche settentrionali, mentre verso sud attendiamo ampi spazi soleggiati con qualche velatura o nube stratificata di poco conto. Tuttavia non sono previste precipitazioni. Guardate invece i temporali diffusi ancora sulla medio-alta Toscana, tra il Piemonte e la Lombardia, dove risulteranno intensi sui settori settentrionali e ancora intensi sul Triveneto, soprattutto in prossimità dei rilievi. I venti continueranno a spirare dai quadranti meridionali su tutto il paese e su tutti i mari, con i mari quindi mossi o molto mossi, quelli occidentali, soprattutto il medio Tirreno. Le temperature minime della notte continuano a restare superiori alla media fin verso i 20 gradi sui settori di costa. Per quanto riguarda le massime, ulteriori aumenti al centro-sud. Guardate i 31 gradi di Roma, i 34 addirittura di Pescara, 35 sulla Puglia salentina e 35 anche su gran parte della Sicilia. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione. Un saluto da Andrea Falcinelli. Non ci sono altri aggiornamenti, grazie come sempre per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione del Telegiornale. Arrivederci.